Allora, God Save the Wine, sanno, questa grandissima canzone rock, quando eravamo un po' più giovani, si dà la carica giusta per parlarci di questo tema che, come sai, a me piace tantissimo. A me abbinare il rock e il vino è la mia passione. Tu oggi hai fatto la scelta secondo me fenomenale a portarci Contadi Castaldi, ma raccontaci perché Contadi Castaldi è rock. È rock perché come il rock è un po' un elemento di rottura, c'è qualche cosa che il rock quando è nato ha spaccato un po' le nuove tendenze e Contadi Castaldi con le dovute proporzioni ha un po' spaccato le tendenze, nel senso di una tradizione che è stata riportata, riveduta e corretta, e come il rock è di moda ora, il Contadi credo che sia di moda un po' come il rock. Sono d'accordissimo, ma ecco, andiamo più nel difficile, perché stasera c'è una cucina un po' particolare quella al Rock Café, no? Tutte queste salse, queste creme, non è facilissimo per il vino, qui la gente va a distillati, a birra, insomma il vino sta un po' in difficoltà, quindi allora per esempio sulle costine di maiale in agrodolce, che sono la mia passione, che ci mettiamo? Ma io consiglierei il Brut, secondo me ha gli elementi giusti, le caratteristiche giuste per essere abbinato. Ci riesce a pulire e a tenere il piatto importante, lasciando credo un buon equilibrio. Invece l'altra mia grande passione è il Legendary Burger, ovviamente qui alla Rock, e su quello? Sì, e lì io ci metterei il rosé, ovviamente essendo un po' più strutturato rispetto al Brut e appunto essendoci Pinot Nero, anche lì credo che ci sia sufficiente materia per poter divertirsi nel mangiare e nel bere. E io sono d'accordissimo, vado. Buon appetito.